Buonasera, benvenuti allo Stadio dei Pirati per questa diretta di gara 2 tra Rimini e Godо. La prima partita si è conclusa con una manifesta e quindi si è finito prima, si comincia prima ore 19. Orselli mano nel piatto, 2 strike, foul, due strike nel conto. Palla persa dal ricevitore e viene lanciata in prima e primo out, è un K. Ora abbiamo Tanesini Paolo col numero 15 nel box. È un orario molto difficile, vedete, alcune parti del campo sono in ombra, alcune sono nel sole. Purtroppo finché non è andato tutto in ombra sarà un problema vedere bene. Due ball su Tanesini. Strike, due ball, uno strike. Due strike e due ball. K con swing, viene lasciata in prima, la palla era leggermente sfuggita. Ricordiamo sul monte di lancio abbiamo Herrera Frank con Signorile Tommaso, e poi abbiamo in prima base Perez Daniel, in seconda base Ruggeri Leo Mattia, poi abbiamo Canuti Thomas terza base, interbase Yuri Cortesi, esterno sinistro Gabriele Andrea e poi esterno centro Pini Romano e Bonemedai esterno destro. Strike questa seconda palla. Ball, questa terza palla, due strike un ball. Due ball, due strike il conto. Chiamato il chest swing in prima, ma l'arbitro ha confermato che non aveva girato la palla. Ball questa palla, conto pieno, palla che resta alta.
non invoglia il battitore. Strike out, strike out, anche se il battitore non era d'accordo, quindi 3 strike out in fila per Herrera, pubblicità. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati. Allora, la New Rimini si schiera con questo line-up: Yuri Cortesi come numero 1, Canuti Thomas come numero 2, Perez Daniel come numero 3, DH Bacelli Marco, Bonemi Davide numero 5, Gabriele Andrea numero 6, Ruggeri Mattia numero 7, Pini Romano numero 8 e Signorile Tommaso numero 9 in battuta. Invece Cortesi Yuri è interbase, Canuti Thomas è terza base, Perez Daniel col numero 44 è prima base, DH e Marco Bacelli. Poi abbiamo Davide Bonmè col numero 42 esterno destro, abbiamo Gabriele Andrea col numero 0 esterno sinistro, Ruggeri Mattia Leon seconda base, Pini Romano esterno centro col numero 53, Signorile Tommaso ricevitore col numero 11, Herrera Frank lanciatore. Ora prende il posto nel box Canuti e Cortesi Yuri. Dà avvio l'arbitro alla partita, foul al primo lancio.
uno strike, quindi palla bassa, un ball, uno strike. Un altro foul per Yuri, un ball, due strike. K girato, il primo eliminato, K swing, Yuri Cortesi. Ora nel box c'è Canuti Thomas.
Prova, prova, sì, ci siamo. Purtroppo terminato con 3K consecutivi anche il secondo inning, andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Per questa parte bassa del secondo inning abbiamo Marco Bacelli nel box di battuta. Speriamo che adesso mi sentite meglio, era un problema di audio, scusatemi, ma purtroppo
riavviare, ricominciare con la diretta in corso non è facile. Abbiamo 2 ball, 1 strike su Marco Bacelli. Tre ball, 1 strike per Marco Bacelli. Batte sulla prima base Marco e eliminazione 5-3 per il primo eliminato. Ora c'è Bonemei Davide nel box. La prima palla è uno strike che Davide guarda. Tempo chiamato dal battitore. È una palla ball, uno strike, un ball il conto. Ancora ball questa palla che gira sul piatto ma arriva bassa, esterna, 2 ball, 1 strike. Tre ball, 1 strike il conto su Davide Bonemei. Gira sul filo il lanciatore del Godo. In questo momento però l'arbitro non premia questi lanci. Piscia una palla in foul a sinistra, si carica del secondo strike, conto pieno. Base su ball per Davide Bonemei. Ora c'è Gabriele Andrea con un out e un uomo in base. Andrea si prepara nel box, segnali da Dorian. Ricordiamo che il lanciatore mancino, quindi bisogna fare molta attenzione in prima base nel rubare, in quanto il lanciatore è sicuramente più veloce che un destro che si deve girare, ma diciamo che, come si dice, ti vede negli occhi. Check, Gabriel colpisce con la mazza nonostante che si sia spostato di poco, ma con il manico colpisce leggermente, foul. Un ball, uno strike.
Una chiamata di tempo che il lanciatore stava quasi per lanciare. Ok. Il capo. Il ricevitore allarme. Va bene. Abbiamo quindi un out, un ball, uno strike, il conto su Gabrielli, Davide Bonemè in prima. Mi raccomando, attenzione. Gira questa palla, non la incontra Andrea, si carica del secondo strike, 2 strike e un ball. Questo è un ball, 2 strike. Gabrielli è in foul. La palla che colpisce a sinistra esce prima del cuscino di terza base, poi si rotola fino in fondo a sinistra, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Ricordiamo un out, parte bassa del secondo inning, 2 ball, 2 strike per Andrea Gabrielli, Davide Bonemè in prima. Rischio, pick off da casa base che rimbalza prima di arrivare nel guanto del prima base. Sempre molto difficili questi pick off quando avvengono con un lancio da casa, perché se la palla rimbalza può sicuramente comportare un problema che è poi magari deviata nel cadere, però tanto è che palla arriva nel guanto, perfetta. Gabrielli fa una valida, sì, è la prima valida della serata, questa seconda gara di oggi. Vediamo adesso con Mattia Leon nel box, la seconda base della New Rimini in questa gara 2, come per gara 1, col numero 50. Numero 50. Ora abbiamo Gabrielli in prima, Davide Bonemè in seconda e Mattia Leon al piatto. Primo strike su Leon, un ball e uno strike. Ricordiamo Leon under 18, gioca coi colori della New Rimini sia in Serie A che nell'Under 18. L'Under 18 dello Junior Rimini per accordi con la società, con la New Rimini, è facente campionato con i loghi della New Rimini, anche se i ragazzi che la compongono sono al 99% dello Junior Rimini. Leon, per accordo di collaborazione, è uno di quei ragazzi che può giocare anche, come tutti gli altri, nel Rimini 86 in Serie B. Fino a 21 anni si può fare l'ascensore tra la A, la B e la C, come categoria seniores, giocando tutte le
queste due società appunto fanno l'accordo di collaborazione, con la New Rimini c'è l'accordo di collaborazione insieme con Rimini 86, quindi i ragazzi possono andare a giocare anche là. K per Mattia Leon, un K con swing, è il secondo eliminato, e rimane Gabrielli in prima e Davide Bonemei in seconda. Ora abbiamo Pini Romano, esterno centro, col numero 53. Prima palla è un ball su Pini. Anche la seconda palla è un ball, palla resta alta, Pini la guarda, l'arbitro la chiama ball. Ricordiamo, parte bassa del secondo inning, abbiamo Davide Bonemè in seconda base su base ball, Gabrielli convalida in prima. Foul di Pini. È il primo strike per lui, quindi 2 ball, 1 strike il conto. Ora la palla finisce sulla maschera del ricevitore che prende un attimo di tempo. Vedete Gabrielli in prima, Bonemè e Davide in seconda e Romano Pini nel box. 2 out, parte bassa nel secondo inning. Batte in foul Pini a sinistra, si carica del secondo strike. Strike e 2 ball il conto. Si riposiziona Romano Pini nel box. Pini alza una palla alta sull'esterno centro, è un fly e viene eliminato al volo in F8 e si conclude qui il secondo inning per la New Rimini con 2 uomini lasciati in base, 0 punti segnati, le squadre ancora risultano tutte e due sullo 0-0, andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati, Stadio Comunale dei Pirati. Abbiamo il Godo in questo inizio di terzo inning. Nel box di battuta c'è Cenci Eric col numero 13. La prima palla è uno strike, la seconda è battuta in diamante. 5-3 è l'eliminazione, che quindi sulla via di Canuti con Daniel, e si completa il primo out di questa terzo inning. Ora abbiamo Orlandi Lorenzo, Orlani, vero? Orlani si chiama? Orlandi Lorenzo. La prima palla è uno strike. La seconda è un ball, una palla che si ferma troppo nella parte bassa del piatto. Un ball, uno strike. Gira questa palla e non la incontra, si carica del secondo strike il numero 16 Orlandi Lorenzo. Strike è un K looking. Orlandi Lorenzo è il secondo eliminato. Ora nel box di battuta c'è Tamburini Federico col numero 20, seconda base. La prima palla è un ball. La seconda palla è un ball anche questo. È uno strike che finisce nel guanto, è una palla spizzata, un foul che però finisce nel guanto. Comunque strike. Questo è un ball, una palla che taglia il piatto ma finisce troppo vicino ai piedi del battitore. 3 ball, uno strike il conto in questa parte alta dell'inizio del terzo inning, parte alta. Questo è uno strike, 3 ball, 2 strike, conto pieno. Ricordiamo, siamo allo Stadio Comunale dei Pirati, questa gara 2 del pomeriggio iniziata alle ore 19 che si è conclusa la prima gara per manifesta intorno alle 16:30, alle 18, sì, 16:30. Dopo un'oretta e mezza di pausa si è cominciata alle 19. Ora base su ball per il prima base su ball concessa in questa gara 2 su Tamburini Federico. Ora ricomincia il line-up del Godo. In base c'è Orselli Manuel nel piatto, cioè, scusate.
Prima palla è un ball, quindi in questa inizio del terzo inning abbiamo 2 out e un uomo in prima, Tamburini Federico. Ancora ball. Orselli Manuel, quindi 2 ball. Ricordiamo che nel primo turno di battuta è andato un K con un K swing. Tentativo di pick off in prima, ma è più telefonato che altro. E ancora ball questa palla, 3 ball. Frank Herrera, 3 ball su Orselli, primo strike, 3 ball, 1 strike. Tentativo di pick off, torna in tempo Tamburini. Ancora un pick off, l'arbitro chiama salvo. In questo caso c'è Herrera che è destro, ma Daniel è mancino, quindi se la palla arriva giusta, foul è uscita nel parcheggio. Cambia la palla. Conto pieno, 2 out, Orselli Manuel. Foul, più una difesa che una battuta convinta. Riesce comunque a metterci la mazza e a mandarla in foul. Resta in vita, ritorna nel box, cuscino di prima base, Tamburini Federico. L'arbitro chiama nuovamente il gioco. È una palla alta ed è una base su ball consecutiva, quindi 2 basi ball sia per Tamburini che per Orselli Manuel. Ora c'è Tanesini Paolo col numero 15 nel box, mancino, sicuramente più agevolato sul lancio del destro, in quanto la palla, lo slider sicuramente gli finisce più addosso, anziché uscire gli entra più agevolato. Gira la prima palla e non la incontra. Tanesini si carica del primo strike in questo inizio di terzo inning in cui abbiamo in base Tamburini Federico e Orselli Manuel. Questo è uno strike, quindi 2 strike consecutivi per Tanesini. Ricordiamo 2 out, quindi un strikeout metterebbe fine a questo terzo inning in attacco per il Godo. Palla alta e primo ball per Tanesini. Tempo chiamato dal battitore, 2 strike, 1 ball, 2 out, terzo inning.
Siamo all'inizio del terzo inning con il Godo in attacco. 2 strike, un ball. Prima e seconda occupata. Palla chiamata ancora ball dall'arbitro. 2 ball, 2 strike. È un K co-swing che mette fine a questo terzo inning. Squadre, cambio, andiamo in pubblicità. Allora, torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati di Rimini, in questa parte bassa del terzo inning in cui abbiamo nel box di battuta Signorile Tommaso, che ancora non aveva preso, non era entrato in questa posizione d'attacco, non aveva visto i lanci di Campos. Vediamo se riuscirà. Batte in foul a sinistra, si carica del primo strike. Tommaso Signorile, ricevitore di questa gara 2, come posizione difensiva. Palla esterna, ball, un ball, uno strike. Foul a destra e si carica del secondo strike. Due strike e 2 ball il conto su Signorile in questa parte bassa del terzo inning. Un'ora di gioco, la partita è iniziata alle 7. Gira questa palla, non la incontra ed è un K con swing per Signorile in questo terzo inning ed è il primo eliminato. Ora ricomincia l'line-up per la New Rimini, abbiamo Cortesi Iuri, è il primo del line-up, nel primo turno è andato in un K con swing. Questa prima palla è un ball.
colpisce una palla che arriva sul terza base e eliminato sulla via 5-3. E il secondo eliminato, ora c'è Canuti Thomas nel box. I lanciatori stranieri certamente tengono la partita almeno in questa fase iniziale più chiusa. Foul, questa palla finisce sopra le tribune, dietro di noi. Si carica del primo strike Thomas Canuti in questa parte bassa del terzo inning con 2 out. Questo è un ball, palla che resta molto alta esterna. Foul a destra per Canuti, resta in vita. Due strike, un ball. Due strike, un ball in questa parte bassa del terzo inning. Ancora ball, una palla resta alta, 2 ball, 2 strike su Canuti, 2 out, 2 out. È un foul che Canuti manda contro la recinzione dietro di noi, sempre uguale, 2 ball, 2 strike. Sta questa palla verso la prima base e fa l'eliminazione al volo, è un F3 e si chiude qui la terzo inning per la New Rimini in attacco. Ora andiamo in pubblicità per poi iniziare il quarto inning.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Abbiamo il quarto inning, abbiamo Merici, Giacomo col primo strike. Ball questo lancio, un ball, uno strike. Tempo chiamato dal battitore. Strike chiamato dall'arbitro, 2 strike, un ball su Merigi. È un capaco swing, cerca una palla molto esterna e non la trova. È il primo eliminato di questo quarto inning per il Godo. Doppio in piedi sicuro per Sabatani, Marco Sabatani, è un doppio in piedi, una battuta che finisce poco vicino al cuscino ed arriva in fondo al muro. Quindi prima valida di questa gara 2 per il Godo al quarto inning con Sabatani Marco. Ora c'è Evangelista. Ricordiamo un out per il Godo. Merigi, Giacomo. Prima palla è uno strike per Evangelista col numero 1, ricevitore del Godo. Gira questa palla senza incontrarla e si carica del secondo strike. Gira questa palla e non la incontra, un capaco swing per Evangelista, il secondo eliminato. Ora c'è Piumatti, Gabriele in questa quarta ripresa della gara 2. Ricordiamo, gara 1 è stata conclusa al settimo per manifesta per 11-1 e conclusa intorno alle 16:30, e da cui la gara 2 è partita anziché alle 20 alle 19, è stata anticipata. Ora siamo al quarto inning, inizio quarto inning, 2 out e abbiamo Piumatti, Gabriele nel box. La prima palla è un ball. C'è Sabatani Marco in seconda base per un doppio. È stata una bella battuta che è finita quasi sul cuscino di terza base e poi arrivare fino in fondo al muro. Gira questa palla e non la incontra, si carica del primo strike, un ball, uno strike per Piumatti, Gabriele. E Signorile va a interloquire con Herrera.
Palla interna chiamata ball, 2 ball, 1 strike, il conto su piumati. Ancora ball, la palla resta alta, quindi abbiamo 3 ball, 1 strike. Base su ball anche per piumati. Sono già 3 le basi ball concesse da Herrera questa sera in gara 2. Ora c'è numero 13 Eric, Jelly Eric. La prima palla è uno strike, è stato eliminato in secondo strike per il numero 13 Jelly Eric. Terza base del Godo. Due strike, 2 out, uomo in seconda base e in prima base su base ball. Basi forzate. 2 strike e un ball il conto. Ricordiamo in seconda base c'è Sabatani Marco che ha fatto un doppio e Piumatti con base su ball. Questo quarto inning, inizio quarto inning con 2 out Merigi, Giacomo e Evangelista. Sta palla è ball ancora, 2 ball, 2 strike. Vedete uomo in prima, uomo in seconda e Jelly Eric nel piatto. È stato eliminato sulla via 5-3 nell'esordio del terzo inning. Jelly. Foul a destra. Due ball, 2 strike il conto su Jelly. Foul non cambia, si riposizionano gli uomini sui cuscini. L'arbitro chiama il gioco. Una palla bassa che l'arbitro non può chiamare che ball. 3 ball, 2 strike, conto pieno, 2 out, come si dice tutto l'albero di Natale acceso nella parte di tabellone funzionante. Un'altra base su ball. 2 basi su ball consecutive per Herrera. Un po' una anomalia nella sua tipologia di lanci. Visita da parte di Dorian. Sicuramente non è una consuetudine questi 2 basi su ball consecutive. Pubblicità.
Torniamo in diretta, finita la visita di Dorian a Herrera, e nel box di battuta abbiamo Orlandi Lorenzo, un K-looking al terzo inning, il suo esordio in questa gara 2, ora nuovamente nel box. Questa palla è ball. Tutte le basi occupate da parte del Godo. Foul a destra e questa battuta si carica del primo strike, uno strike, un ball, 2 out. Ricordiamo, abbiamo Sabatani in terza base, Piumatti in seconda base, Gelli Eric in prima base. Sabatani con un doppio, invece Piumatti con base su ball e anche Gelli su base su ball. Orlandi Lorenzo nel box, questa quarta ripresa, quarto inning, un ball, uno strike. Gira questa palla e non la incontra, 2 strike, un ball, il conto su Orlandi Lorenzo. Ball questa palla chiamata dall'arbitro, 2 ball, 2 strike. Situazione di pericolo perché tutte le basi sono occupate, una palla persa o una battuta indicherebbe il punto, e invece è un K con swing che chiude questa quarta ripresa e mette fine all'inning, e andiamo, le squadre vanno al cambio, andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati. In questa parte bassa del quarto inning abbiamo Daniel nel box. Nel primo turno è andato K con swing, ora è un ball questa palla. Mancino primo strike chiamato su Daniel. Perez Daniel, colpisce una palla verso l'esterno sinistro ed cade in foul.
quindi resta vivo, si carica solo del secondo strike, 2 strike e un ball. Una dritta che Daniel non lascia passare ed è una singolo, il secondo singolo della serata. Ora abbiamo Marco Bacelli, è stato eliminato con una linea 5-3 al secondo inning. Ora di nuovo nel box, lascia passare questa palla, forse un cambio, una palla comunque non veloce. Guardi i segnali di Dorian. Tempo chiamato da Marco Bacelli. Palla esterna, un ball che si tuffa il ricevitore per poterla tenere nel guanto. Un ball, uno strike, il conto su Marco Bacelli. Palla per terra e Daniel riesce a rubare la seconda base, quindi si sposta fuori dal potenziale doppio gioco. Daniel in seconda base. Colpisce valido Marco Bacelli e porta a casa Daniel e porta a casa il primo punto singolo per Marco Bacelli con RBI ed è il primo punto per il New Rimini in questa gara 2. Aggiorniamo il punteggio. Daniel è un corridore molto veloce, con un singolo è riuscito a venire a casa, anche perché era tra la terza base e tra la prima e seconda base. Alza una palla in foul, si carica il primo strike, Davide Bonemei.
Si riposiziona Davide Bonnemè nel box dopo questo foul che si è caricato del primo strike. Ricordiamo, siamo nella parte bassa del quarto inning con Perez che dopo una valida rubata, la prima valida, è riuscito a venire a casa, portando a casa un punto. Tentativo di pick-off in prima su Marco Bacelli. Marco torna in tempo. È mancino il lanciatore, quindi lo vede negli occhi, anche se Marco non è sicuramente un corridore che... Palla alta, ball, un ball, uno strike, cade un attimo al ricevitore ma rimane sempre all'interno dell'area della terra rossa, quindi Marco Bacelli non si spinge a rubare. Un ball, uno strike, quarto inning, 0 out. Davide Bonnemè nel box, un ball, uno strike. Solito tempo prolungato il lanciatore. Ball questa palla. Due ball, uno strike. Una palla lunga, no, un doppio gioco. Era una palla, sembrava lunga, invece è finita in bocca alla seconda base che fa l'out al volo e poi dopo dalla 4-3 è il secondo out. Purtroppo 2 out in diciamo doppio gioco. Proprio la battuta che non ci voleva in questa parte bassa del quarto inning. Ora abbiamo Gabrielli, Andrea nel box. La prima palla è uno strike. La seconda palla è sempre uno strike. Colpisce una palla che finisce verso l'interbase che la prende al volo ed è un F6 e si conclude qui il quarto inning della New Rimini in attacco. Ora le squadre cambieranno e andiamo in pubblicità.
Primo strike in questo inizio di quinto inning, partita sicuramente più chiusa del gara 1. Abbiamo Tamburini Federico, prende il secondo strike, nel terzo inning è andato in base su ball. Ball chiamato dall'arbitro, un ball, 2 strike su Tamburini Federico. Foul a sinistra. Gioco chiamato dall'arbitro, ricordiamo siamo al quinto inning, inizio quinto inning con 2 strike e un ball su Tamburini Federico, primo uomo. Sembrava un cambio, però l'arbitro non premia l'area di strike, quindi 2 ball, 2 strike. Foul ancora a sinistra, palla finisce nella rete. Riprende il gioco, sempre 2 ball, 2 strike. Gira questa palla ed è eliminato. Era un K co-swing, però viene eliminato sulla via 2-3. È il primo eliminato perché la palla era cascata al ricevitore. Ora ricomincia il line-up per il godo. Abbiamo Orselli Manuel col numero 21 nel box, quindi un out in questo quinto inning. Nella parte, quindi primo del line-up Orselli, che è l'interbase, batte una palla che resta per Daniel, una palla al volo, eliminato, quindi F3, una fly sulla prima base che entra un po' in diamante e fa l'out. Ora abbiamo Tanesini Paolo, la terza volta nel box, 2K con swing sia al primo che al terzo inning. Ora si trova nuovamente nel box per questa terza apparizione di questa gara 2. Questa palla la chiama ball l'arbitro. Anche questa la chiama ball. Tanesini Paolo è mancino, quindi le palle in teoria da un destro gli dovrebbero sono più facili da leggere che per un mancino. Le palle le lancia un destro, su un mancino sono più facili da leggere. Daniel incontra questa palla ed è eliminazione, una linea sul 3, quindi una linea sul 3 che fa tutto da solo, prende la palla, tocca il cuscino e fa il terzo eliminato. Andiamo in pubblicità per iniziare questa quinta ripresa in attacco per la New Rimini.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati, c'è un cambio, esce Gelli Eric, entra Sbudellari Andrea, che però va in seconda base, invece il seconda base Tamburini Federico diventa terza base. Ora nel box di battuta per la New Rimini c'è Mattia Leon Ruggeri. La prima palla è uno strike. Gira anche questa seconda palla, non la incontra. Si carica del secondo strike. Sicuramente Mattia ha fatto un esordio di campionato in Serie A molto buono, adesso si trova a incontrare i lanciatori stranieri, specialmente all'inizio, e non magari i sostituti, e quindi un po' più difficoltà sicuramente con le palle strane, curve, veloci, insomma, che girano con piene di effetti. Alza questa palla verso l'interbase che fa l'out al volo, e quindi Mattia Leone è eliminato per F6. Ora c'è Pini Romano nel box. Siamo appunto nel quinto inning, nella parte bassa abbiamo un out Mattia Leon Ruggeri e ora c'è Pini Romano nel box. Una palla interna chiamata strike dall'arbitro. È un ball, una palla alta esterna che Pini guarda. Ricordiamo, siamo nella parte bassa del quinto inning. Una palla bassa che l'arbitro chiama ball. La New Rimini ha realizzato il primo punto a seguito di una valida di Perez al quarto inning, poi una rubata e una valida di Marco Bacelli che lo ha portato a casa. Secondo strike per Pini, 2 ball, 2 strike, ricordiamo un out. Mattia Leon Ruggeri in questo quinto inning, parte bassa. Ancora Pini non è riuscito ad andare valido, vediamo se riesce. È un F7, una palla lunga ma proprio davanti all'esterno sinistro che si sposta solo di qualche passo indietro e la prende nel guanto senza nessuno sforzo. Quindi Pini è il secondo eliminato. Ora c'è Signorile Tommaso, anche lui senza nessuna valida, un capo con swing al terzo inning. Ed ora in questa quinta ripresa, parte bassa, con 2 out nel box. Colpisce la palla e la manda in foul. E si carica del primo strike. In questa quinta ripresa, parte bassa. Gioco chiamato dall'arbitro con uno strike signorile. Ball, questa palla resta alta. Vediamo signorile il ricevitore di questa gara 2. Riceve i lanci di Herrera.
gira signorile questa palla ma non la incontra, 2 strike e un ball il conto. Palla che resta alta ed è 2 strike e 2 ball. Ricordiamo, siamo nella parte bassa del quinto inning. Conto pieno attualmente su signorile, quindi tutto l'albero acceso, 3 ball, 2 strike, 2 out. In questa quinta ripresa, parte bassa, cui la New Rimini sta conducendo per 1-0, punto realizzato al quarto inning. Palla persa da base su ball per signorile. E allora, base su ball, la seconda base su ball che concede il lanciatore del Godo, Campos, Abel. Ora ricomincia il line-up per la New Rimini con Yuri Cortesi nel box, per lui per ora un 0 su 2 con un K swing al primo turno, un'eliminazione alla via 5-3, quindi terza base e prima base al terzo inning, e ora al quinto nuovamente nel box. Signorile con base su ball in prima base. Torna prontamente signorile sul cuscino, non era particolarmente staccato, però il lanciatore, abbiamo detto Mancino, come dico io, ti vede negli occhi, quindi non fa fatica a lanciare, non si deve girare, quindi molto facile per lui fare il pick off. Questa palla finisce sulla tribuna ed è il primo strike per Yuri Cortesi. Uno strike in questa parte bassa del quinto inning con 2 out, signorile in primo, base su ball. Tentativo ancora di pick off d'alleggerimento. Foul per Cortesi, si carica del secondo strike. Yuri Cortesi con 2 strike, 2 out, signorile in prima in questa parte bassa del quinto inning. Gira la palla e non la incontra, è un K con swing. Un K con swing che mette fine a questo quinto inning. Andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo sesto inning. Ora abbiamo Merigi Giacomo nel box. Alza questa lunga palla all'esterno. F7. F7 è il primo eliminato di questa sesta ripresa. Ora c'è Sabatani Marco, per lui un 1 su 2 con un doppio al quarto inning e invece un K al secondo. Ora c'è Sabatani Marco, abbiamo detto. La prima palla è uno strike. Foul, questa seconda palla si carica del secondo strike. La palla gira male, finisce nella zona di ball, esterna. 2 strike, un ball. Questa palla ancora chiamata da ball dall'arbitro, 2 strike, 2 ball. Gira questa palla e non la incontra, e K con swing è il secondo eliminato di questa sesta ripresa. Ora nel box si presenta Evangelista. Ricevitore. E ha uno 0 su 2, un K con swing al secondo, un K con swing al quarto inning. Prima palla resta alta e ball. Seconda palla resta sempre alta ed è ball. Palla più interna. Palla ancora ball. Palla che questa volta taglia tutto il piatto e finisce all'esterno. 3 ball per Evangelista. È una base su ball. Tante base su ball questa sera per Herrera. E la 1, 2, 3, 4, quinta base su ball. Ora c'è più Matti Gabriele, prima base.
col numero 19. Questa palla è ball, palla alta. Anche questa palla è ball. Sembra non trovare la zona l'arbitro. Perché? Due ball, due out. Sesto inning, un uomo in prima, strike questo, due ball, uno strike. Sesto inning in cui abbiamo due out, è uscito Merigi Giacomo con un F7, un K con swing Sabatani, Evangelista in base su ball. Ora il secondo strike e due ball su Piumatti. Tentativo di pick off ma senza di alleggerimento, più che con due out. Foul a destra e palla che finisce in tribuna. Pisce la palla su Daniel che la assiste e fa l'eliminazione da solo, fa tutto da solo, una linea sul 3 ed è il terzo eliminato. Si conclude qui la sesta ripresa in attacco per il Godo con un uomo lasciato in base, Evangelista arrivato su base su ball. Andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati, ci sono delle lamentele sulla situazione luci, purtroppo siamo molto in difficoltà con le luci e l'arbitro è intenzionato a sospendere la partita perché le luci sono basse nella zona esterna. Dai, cerchiamo di giocare a sta partita, su, che la perdiamo o la vinciamo, tutte e due giochiamo al buio, cioè con le luci che sono sicuramente da mettere a posto. Chi lo nega che non sono da mettere a posto, però se si poteva giocare sarebbe meglio. Purtroppo c'è molta polemica e non so se sarà ripresa la partita. Il problema è che se si raffreddano i lanciatori, poi dopo alla fine ci tocca sospenderla per forza. Ora l'arbitro parla con i dirigenti della New Rimini. C'è anche la presidente in campo della New Rimini. Anche Pelliccione, il vicepresidente della New Rimini, è in campo insieme a Tiziano, il segretario, per parlamentare con l'arbitro. Sicuramente la situazione luce è una situazione difficile, però in qualche maniera si riesce a giocare, insomma, dopo. Situazione luci è sicuramente deficitaria allo stadio, insomma, non so quale possa essere la soluzione, ma in questa complicata vicenda che riguarda lo stadio, sicuramente le squadre che giocano qua soffrono di questo problema.
Siamo nella parte bassa del sesto inning, gli arbitri a seguito della poca illuminazione sugli esterni sono molto probabilmente intenzionati a sospendere la partita. Adesso stanno parlando tra i dirigenti e gli arbitri. Il problema è che se i lanciatori si raffreddano, poi alla fine della situazione dopo viene compromessa anche la gara. Una situazione veramente complessa e complicata, è veramente difficile metterci le mani in una situazione così complicata. L'arbitro è intenzionato a non giocare, insomma. Sembra essere questa la sua convinzione. Sicuramente una difficoltà grossa del campo si vorrebbe risolverla, insomma, però non so come. Il Godo vuol giocare, la New Rimini vuol giocare, ma l'arbitro non vuole far giocare la partita, la vuol far riprendere, la vuole sospendere. Le due squadre sono intenzionate entrambe a giocare, sia la New Rimini che il Godo. Quindi la partita è ufficialmente sospesa. E l'arbitro dichiara insomma che non ci sono un illuminamento sufficiente, quindi la partita sospesa in Siamo parte bassa del sesto da iniziare, quindi tecnicamente non c'è situazione. Cioè io ti do il line out, infatti te ne scrivo. Gli assenti non possono stare. Sono stati fatti cambi, abbiamo ovviamente gli assenti sono qua, abbiamo fatto dei cambi, aspetta che mi prendo l'orario giusto 21:16. Ho preso l'orario della sospensione, te l'ho messo l'orario della sospensione, 21:03.
La partita viene ufficialmente sospesa e quindi sarà ripresa non si sa quando, in un momento, in un altro momento non siamo in grado di dirvi quando verrà ripresa o meno. Togliamo l'audio e rimaniamo qui in diretta, vedremo un pochino come va la situazione.